A 9 anni dall'ultima promozione nel massimo campionato dilettantistico, la Nuorese torna in Serie D. Lo ha fatto vincendo con 2 giornate di anticipo il campionato di eccellenza, un torneo che i verdi-azzurri hanno condotto in vetta alla classifica fin dalla prima giornata. Un'impresa voluta dal presidente Michele Artedino, che nel 2012 ha preso una società sull'orlo del fallimento sportivo e l'ha riportata nel calcio nazionale. Una squadra guidata con grande sapienza tecnica e umana da Bernardo Mereu, che ha tratto il massimo da un gruppo di giocatori che si sono applicati con grande impegno per raggiungere un obiettivo che in avvio di stagione potevano solo sognare. Al triplice fischio il pubblico del Froghieri, gremito come non si vedeva da anni, è esploso in un urlo liberatorio con i giocatori che hanno festeggiato a lungo al centro del campo, portando in trionfo il presidente e il tecnico. Una giornata da ricordare non solo per la Nuorese, ma per l'intera città che oggi può primeggiare almeno in campo calcistico. Il primo affondo della Nuorese con Sias che sugli sviluppi di un rinvio lungo di Deliperi tenta il pallonetto con la sfera che finisce fuori di poco. Al 17esimo ci prova Frongia su punizione da 30 metri, il tiro è forte ma Cinus respinge con i pugni. La Nuorese fa la partita mentre il Castiadas si limita alle ripartenze. Bella combinazione della Nuorese sull'asse Puddu-Sias, il numero 11 serve all'altezza del dischetto Falchi che arriva con un attimo di ritardo e viene anticipato dal portiere. È il 22esimo. La risposta del Castiadas arriva 2 minuti dopo con Floris che da fuori aria calcia alto. Grande occasione per la Nuorese al 24esimo con Sias che è imbeccato da Coco in aria calcia un pallone che esce di poco sul secondo palo. Un tiro cross su cui nessun verde-azzurro riesce ad arrivare in tempo. Alla mezz'ora la Nuorese sfiora l'1-0 con Bonu che servito da Alessandri su punizione scaglia un bolide che lambisce il palo alla sinistra di Cinus. La Nuorese ci prova al 36esimo con Falchi che chiude una triangolazione con Sias sfiorando il palo a portiere battuto. Al 40esimo la Nuorese passa meritatamente in vantaggio con Falchi, cross dalla sinistra di Frongia, il numero 9 di testa spedisce la palla all'angolino, Cinus spedisce la palla sul palo che gli rimbalza sulla schiena e finisce dentro. Il gol manda in estasi i 1000 spettatori del Froghieri che non attendevano altro per esplodere. La Nuorese non si ferma, Bazzoni sulla destra pennella un cross per Puddu che di testa manda fuori di poco. Al 45esimo insistita azione della Nuorese con Bazzoni che va vicino al raddoppio, ma il tiro dall'esterno viene respinto con i piedi da Cinus. Nella ripresa la musica non cambia, la Nuorese cerca il gol della sicurezza. La prima occasione capita a Sias che su cross di Frongia stoppa male il pallone e si fa anticipare da Cinus in uscita. È il terzo minuto. Al 20esimo da fuori aria ci prova Puddu che costringe Cinus alla deviazione in corner. L'ultimo tiro verso la porta avversaria è di Frongia che su punizione tenta di trovare il gol del 2-0. La palla è diretta all'angolino ma Cinus compie il miracolo e smanaccia in corner. Nel finale la Nuorese spreca un paio di contropiedi con Sias e Gallon. La gara finisce qui e al 90esimo nello stadio colorato in verde-azzurro riecheggia un unico urlo. Serie D, Serie D.